Buonasera, sono Rosario Grisci, segretario generale di Confindesa Catania e segretario generale di Confindesa Funzione Pubblica Catania. Nell'ultima riunione dei quadri dirigenti di Confindesa tenutesi l'11 settembre a Roma, abbiamo stabilito di dare battaglia a due leggi truffa, la legge Mosca del 72 e la legge 564 del 96. La legge Mosca dava la possibilità a sindacalisti, politici e giornalisti di quel tempo di autocertificare periodi lavorativi. A seguito di inchieste giudiziarie si è accertato che questi periodi non erano veritieri. La legge 564 del 96, che ha avuto anche uno scandalo a seguito del servizio delle Iene, dà la possibilità ai sindacalisti, con un mese di assunzione presso le strutture sindacali, di avere una pensione integrativa liquidata col sistema retributivo con l'ultimo stipendio. Ultimamente abbiamo presentato una denuncia per esposizione di amianto dei lavoratori del laboratorio chimico delle agenzie fiscali di Catania. Dopo 2 anni di inchiesta c'è stata un'archiviazione da parte del PN, abbiamo impugnato la richiesta di archiviazione, il GIP ci ha dato ragione e il 14 di novembre ci sarà la prima udienza. Auspico che questa udienza venga fatta per non andare in prescrizione.